A cavallo tra Pieve di Soligo e Follina, l'Osteria Il Castelletto nasce nel 1976, quando la balia dei figli dei conti Brandolini ormai cresciuti decise di creare un luogo dove il mangiare tipico veneto e l'atmosfera casalinga facciano da padroni. Io ho iniziato quando chi fiore contessa gli crescesti a 17-18 anni di fai che mi ho mandato contessa all'osteria. Gli inizi non sono sempre stati dei migliori, ma grazie al passaparola tra i clienti e un sempre maggior numero di affezionati, la Clemi oggi è un punto di riferimento per la ristorazione dell'alta marca trevigiana e noi le abbiamo chiesto di prepararci un risotto. Dai che a voi tocca mangiare. Allora, sto facendo risotto col vino rosso, invece di essere fatto col Barbera, viene fatto col vino nostro veneto. Tostare bene il riso, aspettare che si asciughi bene il vino e poi pian pianino col brodo. Brodo vegetale di solito usiamo perché così con tutti i vegetariani che ci sono adesso, il mio primo risotto caro risale a tanti anni fa, nel 63. In casa della contessa arriva bene. Da là sono sempre rimasta con loro fino al 76, che in casa nostra c'erano sempre i piatti grandi, sempre una terrina di verdura. Ecco, è rimasta un po' dentro perché la gente non vuole sentirsi servita, preferisce prendersi del piatto. Apprezzato da tutti perché il risotto non è che lo fanno da tante parti, anche se è un piatto semplice, ma non tutti lo fanno. Ciao Bianco. Sì. Aspetta un minuto. Questo è un risotto fatto col vino e castelmagno. Per essere sincera l'ho mangiato in un posto, in Piemonte. E siccome qua incominciava ad andare, quegli anni che sono andata io, incominciava ad andare il tartufo e il risotto, il vino bianco allo champagne dicono, ma insomma il prosecco, lo fanno un po' dappertutto e io ho cambiato e ho fatto il vino rosso, che si può mangiare anche col tartufo. Mi è sempre piaciuto tanto il risotto, per essere sinceri, però sai che nelle nostre case facevano il risotto con quello che c'era, insomma non è che il risotto mia mamma lo faceva anche semplicemente bianco con la carne proprio. Io lo mescolo sempre, c'è chi invece non lo mescola subito, lo fa bollire un minuto che butti fuori l'amido. Dopo un'attenta preparazione, la Clemi toglie dal fuoco il risotto e lo manteca aggiungendo burro e castelmagno per darci il tocco finale. Le umili origini della padrona di casa vengono trasmesse nei suoi piatti e il sentirsi in famiglia è ciò che rende questo locale un luogo di incontro per chi ama i mangiari di una volta. I piatti della tradizione vengono valorizzati dalle tovaglie cucite a mano, dalle posate e dai fiori freschi che ogni giorno abbelliscono il locale. Allora, partiamo dal presupposto che io ho fatto tutt'altri studi. Io non sono né un cuoco né un operatore di sala, io sono un geometra. Mi sono innamorato di questo lavoro perché ho vissuto qui, sono nato qui e fin da quando ero bambino la cosa che avevo sempre in testa era andare in osteria. Mangiavo sempre mangio anche adesso quando ho tempo, con un nostro cliente storico di Pieve di Soligo, il professor Gianni Marciano, e mi ricordo che tutte le volte quando ero bambino chiedevo a mia mamma o a mia nonna: portatemi su in osteria che voglio mangiare con Gianni. Io mi sono innamorato di questo mestiere stando qui, vivendolo.